Vi ho distratti tutte, vero? Ora dirvi una cosa. Per chi non conosce la Chiesa, benvenuta, è un piacere avervi tutti qua. So che siete stati invitati da qualcuno. È un onore ricevere ognuno di voi qua. Siamo veramente felici. Voglio dirvi che il nostro culto è sabato alle 8 di sera. Se volete farci una visita, se volete stare un momento di comunione con noi, siete molto benvenute. E non abbiamo solo questo culto di sabato, abbiamo anche adesso il nostro in casa. Il nostro in casa. Alleluia. E voglio, se c'è il banner, Giacomo, puoi mettere per me il banner dell'indirizzo? Voglio invitare le donne qua che sono leader dell'in casa, loro e i loro mariti. Per Cadi Davide abbiamo la via con Catrini. Per Ronco, Aladici e tutta la zona. Adesso abbiamo solo 5, per tra un po' avremo 50. In nome di Gesù, amém? Amém. Per Ronco, Aladici abbiamo casa di adorazione di Renata. Solo Renata oggi, solo Renata. Per Savali in tutta la zona. La Grace dovete fare attenzione perché lei prende tutta la città. Anche Mantova lei prende. Ponte di Gioia, e poi c'è a Bussolengo, zona del lago, noi abbiamo la di Eula con Rinascere, e poi abbiamo la nostra comunità di Guinea-Bissau, rappresentata della nostra in casa Shalom, della sorella Goia. Gloria a Dio. Quindi se abitate in una di queste zone, venite a parlare con queste donne, che loro vi accoglieranno. Forse non riuscite a venire, tutti gli uomini cercano di venire qua, però oggi no. Solo vi accoglieranno nella vostra zona, nella loro zona, quindi sono disponibili. Guardate qua qual è la zona più vicina a voi e venite a parlare con loro. Amen? Che in nome di Gesù possa almeno uno di voi aggiungersi a queste cellule in casa oggi. Amen? Amém. Glória a Dio. Amém. Dove è la Gabi? Vieni qua, Gabi. Facciamo una foto. Cioè, che bella idea che ho avuto, vero? È stato da Dio questo. A Gabi ci farà una bella foto. Fate così? Da qui? Sì. Vedi, ti do aiuto per il tuo... Ce l'avete tutti? Vai. Sì, vai. Bellissime. Così vedranno che qua dentro non c'è caldo. Stiamo proprio facendo pubblicità al contrario. Glória a Dio. Amém? Tasserista. Vieni qua. Dobbiamo fare le offerte adesso. Il gruppo che abbandona. Questa è una mia amica da quanti anni? 15, 16, 17 anni. Suonavamo insieme, avevamo una band che si chiamava Som da Noiva, c'è anche la Betty qua che suonava il basso. Lei ride, ma è vero, suonava il basso con noi, lei suonava la tastiera. Noi avevamo una band, però lei suonava la tastiera e noi facevamo finta, perché era l'unica che sapeva suonare veramente, vero Betty? Quindi ringraziamo la nostra amica che oggi è venuta a darci una mano. E in questo momento voglio fare una preghiera per le 10 offerte, perché il Signore possa benedire questa nostra adorazione, perché anche questo è un modo di adorare il nostro Signore, di ringraziarlo per le grandi cose che Lui fa per noi, per il mantenimento della nostra casa. Ci abbiamo anche i post là dietro, se volete offertare con i bancomat, non avete dei soldi con voi, volete fare questa offerta, nessuno è obbligato, ma se sentite nel vostro cuore oggi di ringraziare Dio per questo momento, noi abbiamo disponibilità, tutto questo. Amen? Sonia, vieni a fare una preghiera qua. Sonia Calvi, la nostra prima missionaria inviata.
Tra un po', posso dire dove andrai? Tra un po' la nostra missionaria Sonia ci andrà per un po' di tempo in Iran a predicare il Vangelo. E è già andata, dove sei andata? Thailandia. È andata 3 mesi in Thailandia, è ritornata da noi e poi tra un po' andrà in Iran a predicare il Vangelo, la nostra prima missionaria ufficiale inviata. E so che non sarà la prima, saranno tanti, perché Dio ci sta inviando le nazioni, tutte quelle nazioni che vedete lì sono le nazioni che Dio ci sta inviando in questa chiesa. Ti abbiamo un rappresentante di ogni. Io ho già messo 3 orologi lì sotto perché la mia fede riempirà tutto quel muro lì. Quindi la nostra missionaria Sonia pregherà in questo momento per le 10.000 offerte. Sì, Signore, grazie perché è un onore essere nella tua casa. Grazie perché è un onore invitarti a cenare con noi. Ma grazie perché Dio, tu sei il primo che ci ha invitato alla tavola. E Dio, grazie. Grazie, vogliamo adorarti anche con le nostre finanze, Signore. Sì, vogliamo adorarti con la nostra lode, vogliamo adorarti con la nostra bocca, vogliamo adorarti con le nostre mani, con i nostri piedi, Signore. E vogliamo adorarti anche con questo, Signore. Io ti prego, papà, perché possiamo essere donatori gioiosi, Dio, donatrici gioiose, Signore, che si desiderano, Dio, darti, Dio, quel poco che abbiamo, Dio, che in realtà tu ci hai dato per primo. Signore, ti ringrazio e ti prego di benedire ciascuna di queste donne che è qui questa sera, Signore. Davvero spargi la tua benedizione dal cielo, Signore. Nel nome di Gesù io ti prego, amen.
A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família, carrego o nome da família, carrego o nome da família, carrego o nome da família. A tua mesa cura, tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Carrego o nome da família. Glória a Dio, che bellissimo questa rappresentazione. La tavola di Gesù guarisce. La tavola di Gesù guarisce. Amém? Aleluia. Chiedo alla regia se può aiutarmi con la musica. Non sarò io a predicare questa sera. A dire la verità, eu stavo cercando di fare questo evento da un po' di tempo. Io pensavo a delle persone per ministrare. Ma io stavo cercando là fuori. E Gesù aveva già qualcuno di specifico qua dentro per predicare. Quando Gesù ha messo questa persona nel mio cuore, mi è venuta una gioia enorme. Perché mi sono ricordato una cosa, non so se lei ricorda. Vieni qua, Daisy. Nel giorno del suo compleanno, lei è salita qua sopra. Spero che lei venga, perché lei è una donna chic che va in tacco. Non so se ti ricordi, quando sei salita qua nel tuo compleanno, che ti ho detto la prossima volta che salirai sarai per ministrare. E Dio ha compiuto questo. Io non immaginavo, ma in quel giorno Dio sapeva già di questo. Quindi questo giorno è un giorno propizio. Lì è una storia molto bella con la tavola. E lei è la persona più giusta per ministrare in questo tempo. Amen?
Tu puoi alzare in questo momento e pregare per lei? Padre, nel nome di Gesù, Signore, io metto la vita della nostra sorella Daisy nelle tue mani, Signore. Lei è una guerriera, Signore. Lei è una Esther di questo tempo. Lei è una donna brava, una be brave, Signore, una donna coraggiosa, Signore. Padre, tu l'hai portata dai Brasile, Signore, per essere una colonna in questa chiesa. Tu l'hai portata dai Brasile perché aveva una parola per le donne di questa chiesa e per questa nazione, Signore. Fa di lei una voce potente in questa nazione. Fa di lei una voce potente in questo luogo. Usati di lei, Signore. Io so, Signore, che di lei niente ha da dare, ma dello tuo Spirito Santo che è in lei, Signore. Lei ha molto da versare su questa chiesa. Per questo noi in questo momento preghiamo per lei, Signore. Benedice la sua vita e benedice la nostra vita tramite la sua, Signore. Em nome de Jesus, amém. 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 É uma alegria É muito uma grande gioia molto grande eu estar aqui hoje. di essere qui oggi. E eu sempre que eu vou ministrar, Sempre che io ministro, eu fico muito emocionada, mi emoziona tantissimo. porque as mulheres que estavam no retiro, Perché le donne che erano nel ritiro, elas viram quanto eu sou chorona. le hanno visto quanto io piango. Mas algo que eu tenho muito forte no meu coração Ma qualcosa che ho molto forte nel mio cuore é que eu só estou aqui è che io sono qui e só tenho essas oportunidades de compartilhar a palavra, e ho solo questa opportunità di compartilhare questa parola, porque é algo que o Senhor tem. perché è qualcosa che il Signore ha. Não é porque eu sou capaz, Non è perché io sono capace, nem porque eu tenho algo de bom a oferecer, non perché io ho qualcosa di buono da offrirvi, mas é o Senhor quem me capacita. ma è il Signore che mi ha capacitato. E muitas vezes eu não entendo por que Ele faz isso. Molte volte non capisco perché Dio fa questo, Mas eu oro ao Senhor ma io prego al Signore para que meu coração esteja sempre disposto perché il mio cuore sia sempre disposto a falar da Sua palavra. a parlare della sua parola E muito em breve e molto presto vai ser em italiano. sarà in italiano. Amen. Porque ontem, quando eu vi o Gilson pregar, Perché ieri quando ho visto il nostro fratello Gilson predicare, e eu fui lá fora um pouquinho, io sono andata fuori un attimo, e eu vi ele lá de um lado para o outro, io vedevo lui da una parte all'altra, relembrando e revisando aquilo que ele tinha preparado. cercando di ricordare quello che lui aveva preparato. E eu pensei, Senhor, eu preciso fazer isso também. E ho pensato, Signore, ho bisogno di fare questo. Eu preciso estar preparada para falar a este povo na língua deles. Ho bisogno di essere preparata per parlare questo popolo nella sua lingua. E eu sei que em breve o Senhor fará isso. Io so che molto presto Dio farà questo. Então me aguarde. Aspettatemi. Amém. A palavra de hoje La parola di oggi é la távola. è la tavola. E eu vou compartilhar sobre um tema que eu particularmente gosto muito, muito mesmo. Io voglio condividere con voi un tema che a me piace tantissimo, molto. E eu gosto tanto desse assunto porque eu trabalhei muitos anos com eventos. A me piace tanto questo discorso perché io ho lavorato tanto tempo con gli eventi Eu fiz as contas há um tempo atrás. e io ho cercato di capire quante volte avevo lavorato qualche tempo fa, E foram 16 anos. e sono stati 16 anni. E às vezes eu penso assim, nossa, quanto tempo você fez a mesma coisa? E a volte io penso, ma quanto tempo tu hai fatto la stessa cosa?
Mas era algo que me dava muito prazer, eu amava muito mesmo. ma era qualcosa che mi dava molto piacere. Io Io- amavo tantissimo. E eu trabalhei especialmente com casamentos. Io ho lavorato specificamente con matrimoni. E eu trabalhei em hotéis também. Io ho lavorato in alberghi anche, E aonde uma das minhas responsabilidades dove una delle mie responsabilità era preparar as mesas. era preparare le tavole. E eu precisava deixar tudo o mais bonito possível, Io avevo bisogno di lasciare tutto il più bello possibile, para que os convidados do casamento perché gli invitati del matrimonio, e os hóspedes dos hotéis gli ospiti degli alberghi se sentissem honrados em estar ali naquele lugar. si sentissero onorati di essere in quel luogo. Mas foi depois de muitos anos, Ma è stato dopo tanti anni, especialmente depois da chegada dos filhos. specificamente dopo che sono arrivati i miei figli. Eu tenho 2 filhos, Ho 2 figli, o Anthony e a Isadora, Anthony e Isadora. e eles são crianças maravilhosas. Loro sono bambini meravigliosi. Sou suspeita para falar. Sono mamma e quindi E todas nós que somos mães aqui, e as que ainda não somos, tutti noi che siamo mamme e quelle che ancora non sono, a gente sabe o quanto os filhos mudam a vida da gente. noi sappiamo quanto i figli cambiano la nostra vita. E especialmente depois da chegada deles, Specificamente dopo che loro sono arrivati, eu compreendi io ho compreso que colocar uma mesa, che mettere a posto la tavola, deixar ela arrumada, lasciare la tavola messa a posto, significa muito mais significa molto di più do que só deixar ela bonita. di che soltanto lasciarla bella. A mesa, ela vai além da beleza dos pratos La tavola va oltre la bellezza dei piatti e dos talheres que são dispostos ali, e delle posate che sono qua. Guarda, vedi? Sei brava di me. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. È su questo che volevo parlare con voi oggi. E como vocês podem ver aqui, Come potete vedere qui, temos lindas mesas postas. abbiamo bellissimi tavoli a posto. Elas foram previamente planejadas e organizadas, Loro sono stata preparata prima, para que todas vocês hoje perché tutti voi possam ter uma experiência especial e marcante potete avere un'esperienza speciale ao compartilhar a mesa hoje. quando condividerete il tavolo oggi. Eu quero compartilhar Io voglio condividere sobre mesa, sulla tavola posta. Dici così? mas vou compartilhar especialmente Io voglio condividere specificamente como isso pode ser uma prática na nossa vida come questo può essere una pratica nella nostra vita e o quanto isso vai te proporcionar e quanto questo ti proporzionerà uma colheita generosa una raccolta, una grande raccolta no coração da sua família e dos seus amigos. nel cuore della tua famiglia e dei tuoi amici. E eu quero falar um pouquinho sobre a importância deste lugar, desta mesa. Io voglio parlarvi dell'importanza di questo luogo, della tavola. A importância de nós reunirmos os nossos familiares e amigos ao redor dela. L'importanza che noi di riunire la nostra famiglia e i nostri amici attorno a lei. E eu tenho como referência Io ho come una para esse riferimento assunto per questo discorso um livro específico un libro in specifico que se chama Família à Mesa. che si chiama La famiglia a tavola. Todas aqui conhecem a Dev Tyrus? Tutti qua conoscono a David Tarus? Não? Quem conhece a Dev? Chi conosce da David Tarus? Poucas. A Dev La Devi, é uma mulher cristã una donna cristiana que morreu che è morta recentemente. recentemente. E o principal ministério dela, Il suo principale ministero durante toda a sua vida, durante tutta la sua vita foi cuidar de mulheres è stato prendersi cura di donne e ensiná-las e insegnarle a honrar a sua família a onorare la sua famiglia através do cuidado com a casa tramite prendersi cura della casa e especialmente e specificamente colocando a mesa. mettendo a posto la tavola. E ela tem outros livros Lei ha tanti altri libri que falam sobre esse mesmo assunto. che parlano di questo stesso discorso. Mas esse livro específico, Família à Mesa,
Ma questo libro in specifico, la famiglia a tavola, ele me tocou mais, mi ha toccato tanto di più porque ela compartilha as próprias experiências. perché lei condivide le proprie esperienze. O que ela fazia para que a sua família, Ciò che lei faceva per la sua famiglia, para que todos os dias perché tutti i giorni eles tivessem momentos juntos à mesa. loro avessero momenti insieme alla tavola. E ela ensina E lei insegna que pequenas atitudes che piccole attitudini fazem muita diferença. fanno tantissima la differenza. E eu não sei aqui na Itália, porque eu ainda estou estudando sobre isso aqui, Io non so qua in Italia perché sto ancora studiando su questo, mas no Brasil esse assunto ma in Brasile questo discorso teve um período de muito que era moda falar sobre esse assunto. in Brasile ha avuto un periodo che è stata una crescita, è diventata una moda parlare di questo discorso. Mas ele não é apenas uma moda, Ma questo non è soltanto una moda, ele é um hábito. è un abito. E você colocar a mesa arrumada e com a família ao redor La tavola messa a posto con la famiglia intorno é um hábito que se perdeu ao longo dos anos. è un'abitudine che si è persa tra gli anni. É um hábito que era praticado todos os dias. Un'abitudine che è stata praticata tutti i giorni. Mas com o passar dos anos Con il passare degli anni, e com as mudanças que foram acontecendo no mundo con i cambiamenti che succedevano nel mondo, e nas nossas rotinas, nelle nostre routine, esse hábito foi se perdendo. questa abitudine è stata persa. As mulheres precisaram sair dos seus lares Le donne hanno avuto bisogno di uscire dalle loro case para trabalhar fora per lavorare fuori. e, consequentemente, E così è successo. não tinham mais tempo para se dedicar a esses cuidados. Non avevano più tempo per prendersi cura di queste cose. E a nossa rotina E la nostra routine, nossos compromissos i nostri impegni no trabalho, nel lavoro, na igreja, nella chiesa, em tantas responsabilidades que nós temos, in tante responsabilità che noi abbiamo, eles tomam tanto o nosso tempo prendi tanto il nostro tempo, que eles impedem que a gente esteja mais tempo ao redor da mesa com a nossa família. impediscono che noi prendiamo ancora più tempo con la nostra famiglia alla tavola. Tira o tempo de nós olharmos para dentro dos nossos lares. Togli il tempo di guardare per dentro le nostre case E nos impede de fazer e ci impedisce o que nós deveríamos fazer melhor: di fare ciò che noi dobbiamo fare di meglio, acolher e receber. accogliere e ricevere. Mas tem uma palavra Ma c'è una parola bem específica molto specifica e curta e corta que resume tudo que eu vou compartilhar aqui. che riassumi tutto quello che io condividerò qui. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia Io voglio invitarti ad aprire la tua Bibbia para a gente ler juntas um texto per leggere insieme un testo que está lá em Lucas 22. che è in Luca 22. O ideal é a gente ler o capítulo inteiro, mas eu vou dar o contexto aqui para vocês. Era meglio che se leggiamo il capitolo tutto, però darò il contesto per voi. Esse texto, Questo testo ele fala a partir do versículo 1 parla del versetto 1 sobre a ceia da Páscoa sulla cena della Pasqua que Jesus fez com os seus discípulos che Gesù ha fatto con i suoi discepoli antes dele ser crucificado. prima che loro fossero crocifissi. E nesse texto ele orienta In questo testo lui ci insegna Pietro e Giovanni a irem a determinado local ad andare in determinato luogo e organizar esse momento de refeição. e organizzare questo momento di pranzo, di cena. E enquanto todos partilhavam dessa refeição, E mentre tutti mangiavano insieme, Jesus diz aos seus discípulos Gesù dice ai suoi discepoli que um deles o trairia. che uno di loro avrebbe tradito Gesù. E eles começaram a discutir entre eles E loro hanno cominciato a discutere tra di loro sobre quem seria o traidor su chi sarebbe stato che avrebbe tradito Gesù e sobre qual deles era o mais importante entre todos ali. e su quali di loro erano più importanti. E então, E allora Jesus nos responde Gesù gli rispose a partir do versículo 25, dal versetto 25 que a gente vai ler agora. che noi leggeremo adesso.
Lucas 22, a partir do 25. Luca 22 dal 25. Jesus lhe disse: Neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Ma egli gli disse loro: I re delle nazioni le signoreggiano e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. Ma per voi non deve essere così, anzi, il più grande tra di voi sia come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Perché? Perché chi è più grande, colui che è a tavola o poi colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Amém. Jesus era o mais importante entre eles. Gesù era il più importante tra di loro, Mas era o próprio Jesus ma è proprio Gesù quem servia a refeição aos discípulos. che serviva ai discepoli. E isso aconteceu também E questo è successo anche quando Jesus lava os pés dos discípulos. quando Gesù lava i piedi dei discepoli. Nesta mesma noite. Questa stessa notte, Como está descrito lá em João 13, come è scritto in Giovanni 13, a partir do versículo 12, dal 12 in poi, que diz assim: che dice così: Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente. Retornou ao seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché io sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Amém. Amém. Qual é a palavra Qual è la parola que resume che riassume esses dois textos que nós lemos e ouvimos? questi due testi che noi abbiamo letto e ascoltato? Alguém chuta? Qualcuno vuoi dire? Servir. Servire. Esses dois textos são resumidos em uma palavra: Questi due testi sono riassunti in due parole. servir. Servire. Jesus é a nossa maior referência Gesù è il nostro più grande riferimento, e o nosso maior exemplo il nostro più grande esempio. quando nós falamos sobre servir. Quando noi parliamo di servire, Jesus sabia muito bem quem ele era, Gesù sapeva molto bene chi era, mas ele sempre foi o primeiro ma lui è stato sempre il primo a se colocar como servo. a mettersi come servo. Hoje, Oggi a gente não sabe muito bem o que fazer non sappiamo molto bene cosa fare quando a gente recebe as pessoas em casa. quando noi riceviamo le persone a casa, Porque as nossas casas, elas passam muito tempo sozinhas e vazias. perché le nostre case passano molto tempo da sola e vuote. E casas vazias Le case vuote não foram treinadas non sono Pare- state allenate para estarem cheias. per essere piene. E por isso mesmo, quando estamos em família, Per questo quando siamo in famiglia, nós não sabemos lidar com aquele momento juntos. a volte non sappiamo gestire questi momenti insieme, Porque nos acostumamos a estar isolados. che ci abituiamo a essere isolati. Tá cada um sempre num cômodo. C'è ognuno sempre in una stanza. Que quando a gente se reúne, Quando ci riuniamo a gente se sente um pouco desconfortável. ci sentiamo un po' sconfortevoli. Parece que a gente está vivendo com pessoas estranhas. Sembra che stiamo vivendo con persone strane. E existem muitas formas disso ser mudado. Esistono tante forme, tanti modi che possiamo cambiare questo. Tantas coisas podem ser feitas para evitar esse afastamento. Tante cose possono essere fatte per bloccare questo allontanamento. E uma dessas formas E una di questi modi é estar à mesa. è essere a tavola.
É resgatar esse hábito que foi perdido. È riscattare questa abitudine che è stata persa. Parece simples, Sembra semplice, mas exige de nós um esforço que muitas vezes não estamos dispostos. ma richiede da noi qualcosa che non siamo abituati più a farlo. E nós, como mulheres, E noi come donne, a gente gosta de fazer isso de forma organizada. a noi piace fare questo di forma organizzata. A gente quer deixar bonito. Noi vogliamo lasciare molto bello. E a gente quer que os olhos sejam atraídos primeiro. Noi vogliamo che gli occhi siano attratti per prima. Muitas passagens bíblicas, Tanti testi biblici, elas citam a mesa, loro parlano del tavolo, no Antigo e no Novo Testamento. nell'Antico e nel Nuovo Testamento. E como a gente viu nesses dois textos que lemos, Come noi abbiamo visto in questi due testi che abbiamo letto, Jesus, em muitas ocasiões, Gesù in tante occasioni reunia-se com seus discípulos, ci radunava con i suoi discepoli, sempre ao redor da mesa. sempre attorno a tavola. E ele partilhava com eles os alimentos, Lui condivideva con loro gli alimenti enquanto os ensinava finché insegnavano e os preparava e preparava para a missão futura deles. per le missioni che loro dovevano compiere. Inclusive, há uma passagem bíblica em Salmos, C'è un passaggio biblico in Salmi que eu vou ler aqui para vocês. che voglio leggere per voi. Salmos 23, Salmo 23, 5, que diz assim: 5 che dice così. Preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. A mesa é um lugar de presença. La tavola è un luogo di presenza, Presença daqueles que amamos, presenza da coloro che amiamo, mas também presença daquele que nos criou. una presenza da colui che ci ha creati. E na mesa, Nella tavola nós combatemos o inimigo. noi combattiamo il nemico, O inimigo que quer nos destruir il nemico che vuole distruggerci e que quer destruir a nossa família. e che vuole distruggere la nostra famiglia. Ele quer, inclusive, Lui vuole destruir as famílias distruggere le famiglie que ainda nem começaram. che non hanno ancora cominciato. Então, cada vez que nós nos reunimos ao redor da mesa Allora ogni volta che ci raduniamo attorno alla tavola e agradecemos pelo nosso alimento, e ringraziamo per il nostro alimento, nós incluímos a presença de Deus na nossa casa. noi invitiamo la presenza di Dio nella nostra casa. Deus ocupa um lugar na nossa mesa. Dio occupa un posto alla nostra tavola E para Ele não importa o quão bonita ela esteja. e per Lui non importa quanto bella lei sia, O mais importante é que Ele seja um convidado. ma il più importante è che Lui sia un invitato, Porque o próprio Senhor, Ele nos serve um banquete perché proprio Gesù, il nostro Signore, Lui ci serve, na presença dos nossos inimigos. Lui imbandisce una tavola nella presenza dei nostri nemici. Ele nos serve primeiro, Lui ci serve per primo, para que depois a gente possa servir a Ele e a nossa família. perché dopo noi possiamo servire Lui e la nostra famiglia. Com a presença de Deus, Con la presenza di Dio, as nossas famílias podem experimentar le nostre famiglie possono provare momentos de comunhão. momenti di comunione E Deus pode operar e Dio opererà dentro dos nossos corações dentro i nostri cuori aquilo que nós não somos capazes de realizar. ciò che noi siamo capaci di fare. E essa é a importância da mesa, E questa è l'importanza della tavola, porque a mesa ela nos aproxima, che la tavola ci lascia vicini, faz a gente se sentar lado a lado ou frente a frente. ci fa essere vicini o davanti uno all'altro. A mesa ela incentiva o diálogo, La tavola ci fa parlare uno con gli altri, a aproximação. l'approssimazione, E essa aproximação e questa approssimazione traz outros benefícios, ti dà tanti benefici como cura, come guarigioni, perdão, perdono, renovação, rinnovo, alinhamento allineamento e honra. e onore. E deste livro que eu li E di questo libro che ho letto, e das experiências que eu já tive, das esperienze che ho avuto, o que me chamou ainda mais atenção ciò che mi ha richiamato tantissimo l'attenzione
foi que quando você arruma a mesa para alguém, è stato che quando tu imbandisci una tavola per qualcuno, você está ofertando tu stai offrendo o seu tempo il tuo tempo e honrando e onorando quem está na sua mesa. chi è a tavola con te. Você está dizendo para essa pessoa: Tu stai dicendo a questa persona, eu estou feliz em te receber io sono felice di riceverti, e eu quero te honrar. io voglio onorarti, E ao te receber, eu quero te honrar ao te receber na minha casa. io voglio onorarti quando ricevo nella mia casa, E eu quero te servir. io voglio servirti, E eu quero que você se sinta importante. io voglio che tu ti senta importante. E enquanto eu meditava sobre essa palavra, Quando io meditavo su questa parola, eu estive uns dias perto de Torino, io sono stata alcuni giorni vicino a Torino, na casa de uma amiga, a casa di un'amica. e ela me contou um testemunho. Lei mi ha raccontato una testimonianza. Uma amiga dela veio visitar ela enquanto eu estava ali, Una sua amica è venuta a visitarla mentre io ero lì, e depois que ela foi embora, e dopo che lei è andata via, ela me contou lei mi ha raccontato que ela conheceu essa moça numa igreja que ela foi visitar, che ha conosciuto questa persona in una chiesa che è andata a visitare, e essa moça, ela é casada, não tem filhos, e questa ragazza è sposata ma non ha figli, e ela trabalha muito, e lei lavora tanto. e ela e o marido se veem pouco até, porque eles trabalham bastante. E lei e il suo marito si vedono poco perché lei lavora tanto. E ela até não tinha o hábito de ir na casa das outras pessoas, E lei non avevano questa abitudine di andare a casa delle altre persone, porque às vezes ela precisava ficar em casa com o marido. perché a volte lei aveva bisogno di stare a casa con il suo marito. Mas enquanto ela foi desenvolvendo essa amizade, Ma mentre questa amicizia cresceva, essa minha amiga questa mia amica convidou ela para ir lá tomar um café. ha invitato lei a andare a prendere un caffè. E ela preparou o café, E lei ha preparato un caffè, e essa convidada dela disse o seguinte: e questa invitata ha detto così: eu vou passar aí bem rapidinho io passo da te un attimino para deixar umas coisas para você. per lasciarti qualcosina. E não vou ficar muito tempo. Non rimarrò lì molto tempo. Mas essa minha amiga fez uma mesa linda para ela, Ma questa mia amica ha preparato una tavola bellissima com o per que ela lei, tinha, con ciò che lei aveva, com caneca con le tazze e um bolinho. e una torta Ela piccola. fez o melhor que ela podia. Lei aveva fatto il meglio che lei poteva. E essa moça chegou na casa dela E questa ragazza è arrivata nella sua casa e nem ia subir. e non doveva neanche salire. Mas naquele dia, In quel giorno o marido dela disse: il suo marito ha detto: eu vou dar uma volta aqui io ho fatto un giro qua e eu já volto. e torno subito. Fique aí tomando um café. Rimani lì a bere un caffè. Daqui uma hora eu volto. Tra un'oretta io torno. E aí ela subiu. E lei è salito. E aí quando ela chegou lá Quando è arrivato là, e ela viu a mesa posta, lei ha visto la tavola messa a posto. ela começou a chorar. Lei ha pianto. E daí essa minha amiga ficou assim: meu Deus, o que eu fiz? E questa mia amica è rimasta così: mio Dio, cosa ho fatto? E aí ela acalmou a moça E lei ha calmato la ragazza. e elas se sentaram para conversar. E loro si sono seduti per parlare. E ela disse assim: E lei ha detto così: nunca ninguém fez isso para mim. mai nessuno aveva fatto questo per me. Nunca ninguém me serviu dessa forma. Mai nessuno mi aveva servito in questo modo. Era só um bolinho Era solo una torta piccola e uma caneca branca e una tazza bianca e um café bem feito. e un caffè fatto bene. Mas aquela moça se sentiu tão honrada, Ma questa ragazza si è sentita così onorata, porque nunca ninguém tinha feito assim para ela. perché nessuno aveva mai fatto qualcosa così per lei. Quem não gosta de se sentir honrado e importante? A chi non piace sentirsi onorato e importante. E é por isso que esse hábito ele transforma tanto a vida das pessoas. È per questo che questa abitudine trasforma così tanto la vita delle persone. Porque por mais que a pessoa não te fale, Perché per quanto la persona non ti dica niente, ela sabe que está sendo honrada. lei sa che è onorata. Ela sabe que você dedicou tempo para aquilo. Lei sa che ha dedicato tempo per questo. Ela sabe que você se dedicou para fazer o bolo. Lei sa che tu ti sei dedicata a fare una torta. Ela sabe que você deixou tudo limpinho para aquela pessoa chegar. Lei sa che tu hai pulito tutto perché questa persona arrivasse. E ao redor da mesa, E attorno alla tavola nós podemos também praticar noi possiamo praticare uma passagem que está lá em Filipenses, un testo che c'è in Filippesi 2, versículos 3 e 4. versetto 3 e 4, E diz assim: che dice così: não sejam egoístas.
Non siate, Nem- Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. non fate nulla per spirito di parte o per vanglória, ma ciascuno con umiltà estimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Quando você arruma a mesa para alguém, Quando tu metti a posto una tavola per qualcuno, você está valorizando aquela pessoa tu dici a quella persona che la sta onorando, e dizendo para ela o quanto ela é importante para você. dicendo a lei quanto lei è importante per te. A gente quer que vocês se sintam importantes hoje. Oggi noi vogliamo che voi vi sentiate importanti. Por isso que as mesas estão tão bem arrumadas. Per questo i tavoli sono molto messi a posto. Mas se elas não estivessem arrumadas assim, Ma se questi tavoli non fossero messi così belli, a gente ia querer honrar vocês do mesmo jeito. noi volevamo onorare voi nello stesso modo. Então, o importante não é a beleza, L'importante non è quanto è bella, é o nosso coração. è il nostro cuore. É a gente considerar as pessoas È noi dire alle persone que elas são mais importantes che loro sono più importanti do que a minha própria vontade. che la nostra propria volontà. E eu creio que é por isso Io credo che è per questo que esse hábito de colocar a mesa questa abitudine di mettere la tavola precisa começar com a nossa família. ha bisogno di cominciare con la nostra famiglia. Porque a mesa com a nossa família, Perché a tavola con la nostra famiglia ela se torna um altar. che si torna un altare, E um altar para receber o pão da presença, è l'altare per ricevere i pani della presenza, que é o Senhor Jesus. che è il Signore Gesù. Se você quer adquirir este hábito Se vuoi acquisire questa abitudine e ter a sua família ao redor da mesa, e avere la tua famiglia attorno alla tavola, comece convidando a Jesus. cominci invitando Gesù. Na mesa, Nella tavola, a família pode ser nutrida, nella tavola la famiglia può essere nutrita, não apenas através dos alimentos ali servidos, non soltanto dagli alimenti che sono serviti lì, mas estar à mesa com a nossa família ma essere a tavola con la nostra famiglia nutre o nosso espírito, e riempie il nostro spirito. pois os ouvidos e os corações Perché gli orecchi e i cuori estarão mais atentos saranno attenti ao que cada um tem para dizer. a ciò che ognuno avrà da dire. Só não force, Soltanto non devi forzare, aos poucos piano piano, e com uma prática diária, e con ogni giorno, una pratica giornaliera, os momentos de mesa em casa i momenti di tavole a casa se tornarão uma verdadeira terapia familiar. torneranno una vera terapia familiare. No início é um pouco difícil, All'inizio è un po' difficile, e é difícil mesmo. è difficile. Nem todos se animam já de cara, Non sono tutti che sono gioiosi quando diciamo questo, mas a gente precisa persistir, ma noi dobbiamo persistere um pouquinho de cada vez, un po' ogni volta até que isso seja uma rotina. finché diventi una routine. Mas eu não digo que você tem que colocar uma mesa bonita todos os dias, Ma non ti dico che tu devi mettere una mesa bellissima tutti i giorni, mas você precisa proporcionar o tempo de mesa todos os dias. ma tu devi proporzionare un tempo di tavola ogni giorno. Eu, por exemplo, Io per esempio, eu amo muito isso. io amo tanto questo. Eu amo arrumar a mesa. Io amo mettere a posto la Eu tavola. amo deixar bonito assim. Io amo lasciare bello così. Eu poderia servir um café da manhã desse jeito. Io potrei servire un caffè della mattina in questo modo, Mas atualmente, ma in questo momento eu não tenho nem lugar para guardar tudo que eu gostaria. io non c'ho posto per tenere tutto quello che volevo. Então, o que eu faço? Allora cosa faccio? Eu tenho momentos à mesa, Io ho momenti a tavola sempre que possível. sempre che possibile. E aí, aos finais de semana, E alle fine settimana, aí eu dou uma caprichada. lì io metto molto più bello, faccio molto più bello. Aí eu coloco um guardanapo de tecido, Le ho messo un tovagliolo di tessuto, um porta-guardanapo de flor, metto un porta tovagliolo di fiori, uma taça, um copo bonito. un bicchiere, una tazza bella. E aos poucos isso foi se tornando um hábito na minha casa. Piano piano questo è tornato un'abitudine nella mia casa. E hoje já é até estranho E oggi è strano quando não acontece. quando non succede.
Porque esse hábito ele é contagioso. Questa abitudine ti trascina. O prazer que ele traz para nossa casa Il piacere che porta alla nostra casa faz com que ele seja replicado. fa con che noi replichiamo. E eu tive algumas experiências assim. E ho avuto tante esperienze così. Uma delas com a Isadora. Una di quelle che ho vissuto è con la mia figlia Isadora, Quem é mãe de menina sabe. che è mamma di bambina sa. É natural das meninas gostarem de coisas da casa, È naturale che le bambine piacciono le cose di casa, de terem várias coisas de cozinha. di avere tante cose di cucina. E ela tem vários itens assim de plástico, E lei ha tantissimi utensili di plastica, roxo, rosa. viola, no, Ma- rosso e rosa. Mas depois que eu comecei essa prática em casa, Dopo che ho cominciato a praticare questo a casa, ela coloca a mesa para as Barbies dela agora. lei mette a posto la tavola per le sue Barbie. As bonecas sempre têm um cafezinho preparado. Le sue bambole hanno sempre un caffè preparato. E ela começou a fazer isso, Lei ha cominciato a fare questo, porque ela começou a me ver fazendo. perché lei mi vedeva facendo. E hoje ela já está maiorzinha. E oggi è già più grande. E quando eu peço para ela colocar a mesa, Quando io chiedo di mettere a tavola para a gente comer juntos, per mangiare insieme, ela já sabe como fazer. lei sa già come fare. Inclusive, ela corrige Corregge anche o Luciano quando ele vai colocar a mesa. il suo marito Luciano quando lui va a mettere la tavola. Mas uma outra experiência que eu tive também Un'altra esperienza che ho avuto foi com o meu marido. è stato con mio marito. Eu tinha saído para tomar um café. Io ero uscita per bere un caffè Quando eu fui tomar um café com essa amiga que eu fui visitar. e sono andata a bere un caffè con questa amica che sono andata a visitare. E a gente ainda estava na pandemia lá no Brasil. Noi eravamo ancora nella pandemia in Brasile. Então a gente teve que comprar o café e tomar dentro do carro para poder Ah. conversar. Allora abbiamo preso il caffè, abbiamo bevuto dentro la macchina per poter parlare. Só que a gente não falou pro Luciano e pro marido dela que a gente ia tomar café. Però non abbiamo detto al suo marito e il marito di questa ragazza che andavano a bere un caffè. E aí quando nós voltamos para casa, Allora quando siamo tornati a casa, o Luciano, o meu marido e o marido della, il suo marito e il marito dell'altra ragazza, eles tinham arrumado a mesa pra gente, loro avevano messo a posto la tavola per noi, do jeito deles. del modo loro. Mas tinha lugar americano, Ma c'era un posto americano, tinha guardanapo, c'erano tovaglioli, tinha porta guardanapo. c'erano portatovaglioli. E aí quando a gente chegou, a gente ficou super feliz com aquela mesa. Quando noi siamo arrivati siamo rimasti molto felici con quella tavola. Porque além deles ficarem com as crianças pra gente, Perché oltre che loro sono rimasti con i bambini a casa, eles ainda foram na panificadora, sono andati alla pasticceria, compraram coisas que a gente gosta hanno comprato cose che piaceva a noi e arrumaram a mesa do jeito que a gente gosta. e ha messo a posto la tavola come piaceva a noi. Isso é contagioso. Questo può contagiare. E para eu incentivar as minhas amigas lá no Brasil, Per incentivare la mia amica in Brasile, eu comecei a costurar essas peças ho cominciato a cucire questi pezzi e presentear elas. e regalare alla mia amica. Algumas amigas minhas Alcune mie amiche receberam de presente hanno ricevuto in regalo kit de mesa, un kit da tavola, para que elas pudessem começar a praticar isso na vida delas. perché loro potessero cominciare a praticare questo nella loro casa. E até hoje, E fino ad oggi, mesmo eu estando aqui hoje na Itália, anche se sono qua lontano in Italia, eu vejo as meninas postando io vedo le ragazze che mettono su Instagram as peças que eu presenteei i pezzi che le ho regalati a loro. quando elas ofertam uma mesa para sua família e para suas amigas. Quando loro offrono la tavola alla sua famiglia e ai suoi amici. Isso é contagioso Questo può contagiare. e não é tão sacrificioso, Non è così sacrificale. mas dá um pouco de trabalho C'è un lavoro dietro. e a gente precisa praticar. Dobbiamo praticare. Não só para a mesa ficar bonita, Non soltanto perché la tavola sia bella, mas para que a gente possa usufruir ma perché noi possiamo godere daquilo que Deus quer oferecer para a gente ali. da ciò che Dio vuole dare a noi. E agora eu vou pontuar Allora voglio segnarvi 4 pequenos pontos 4 piccoli punti sobre o que é a mesa. su ciò che è la tavola.
A mesa, ela tem um propósito. La mesa, la tavola ha un proposito. E este propósito é estar em família. E questo proposito è essere in famiglia. Resgatar a comunhão familiar. Riscattare la comunione familiare. O diálogo. Il dialogo. Dar atenção Dare attenzione ao que tem valor de verdade. a ciò che è veramente valore. A mesa é um lugar de construir um legado. La tavola è un luogo da costruire un legato. Bons hábitos são criados Buone abitudini sono create quando praticados regularmente. quando pratichiamo ogni giorno. Não desista Non desistere na primeira cara feia. nella prima faccia brutta. Siga em frente Continui na construção desse legado nel costruire questo para sua família. per la tua famiglia. Mesmo que você ainda seja solteira, Anche se tu non sei ancora sposata, faça por você primeiro. faccia per te prima. Comece com você. Comincia con te. Se você mora sozinha, Se tu abiti da sola, faça para você. faccia per te. Convide Jesus para estar contigo. Inviti Gesù per essere con te. Se você mora com seus pais, Se tu abiti con tuo papà, com seus irmãos, con i tuoi fratelli, faça para eles. faccia per loro. Porque daí quando você tiver a sua própria família, Perché quando tu avrai la tua propria famiglia, você já vai ter o hábito tu avrai un'abitudine de convidar Jesus di invitare Gesù para estar com você per stare con te e com a sua família e con la tua famiglia na mesa. alla tavola. A mesa é um lugar de honra. La tavola è un luogo di onore. Quando nós arrumamos a mesa, Quando noi mettiamo a posto la tavola, nós honramos a Deus, noi onoriamo Dio, que é o nosso convidado principal che è il nostro invitato speciale, e o nosso principal exemplo. il nostro principale esempio. Nós também honramos Noi anche onoriamo as pessoas que estão conosco ali. le persone che sono con noi lì. Ao servir essas pessoas, Quando serviamo queste persone, você está praticando Filipenses 2, tu stai praticando Filippesi 2, considerando as pessoas considerando le persone mais importantes do que você. più importanti di te stessi. Porque assim como Jesus diz, Perché così come Gesù disse, maior é aquele que serve. più grande è colui che serve. Você quer ser servida? Tu vuoi essere servita? Sirva primeiro. Serva per prima. Lembre-se o mais importante. Ricordati del più importante. O primeiro a nos servir Il primo a servirci foi o Senhor è Jesus. stato il Signore Gesù. Ele já nos deu a honra Lui ci ha già dato l'onore de sermos servidas di essere servite através da sua morte na cruz. tramite la sua morte nella croce. Jesus nos serviu Gesù ti ha servito para sermos perdoadas per essere perdonati e assim termos a certeza da salvação. e assim avere la certezza della salvezza. Que sejamos gratas a Ele E possiamo essere grati a Lui por este presente. per questo regalo. Que esta mesa que Ele nos serviu Che questo tavolo che Lui ci ha servito, e que está sendo servida hoje che è servito anche oggi, possa nos curar, possa guarire, nos restaurar, restaurare, nos transformar, trasformare, nos moldar ci modellare e nos faça receber esse grande amor. e faccia ricevere questo grande amore. E assim possamos permanecer Così possiamo rimanere servindo aqueles servendo coloro a quem Deus nos confiou. a cui Dio ci ha confidato, ci ha affidato. E assim a gente siga todos os dias E così seguiamo tutti i giorni o grande exemplo do nosso Senhor. il grande esempio del nostro Signore. A mesa ela é um lugar de cura, La tavola è un posto di guarigione, como a música que nós ouvimos come la canzone che noi abbiamo e que as meninas ascoltato, dançaram lindamente. che le ragazze hanno ballato molto bello. Na mesa você é cura Nella tavola tu sei guarigione e você é curada. e tu sei guarita. Aqui hoje nós estamos todas sendo servidas por Cristo. Oggi qui noi siamo tutti serviti da Cristo E Ele está novamente e Lui ancora una volta nos servindo uma mesa. ci serve Uma mesa de honra una tavola di onore e uma mesa de cura. e una tavola di guarigione. Então que hoje você possa ser servida por Jesus. Allora che oggi tu ti senta servita da Gesù E você possa estar preparada para servir aqueles e tu possa essere preparata per servire coloro que você tem perto de você. che tu hai vicino a te. Não se atente à beleza da mesa. Non guardare la bellezza della tavola. Se você precisar de dica para arrumar a mesa, Se hai bisogno di un aiuto per imbandire la tavola, eu ajudo. io ti aiuto, Mas isso não é o mais importante. ma questo non è più importante. O mais importante é o tempo que você vai ter È il più importante, è il tempo che tu avrai com Jesus e com a sua família con Gesù e con la tua famiglia ao redor da mesa.
attorno a tavola. Eu tenho certeza que muitas de nós aqui Io ho la certezza che ognuno di noi qua já tivemos alguma experiência dessa para contar. abbiamo già avuto delle esperienze come questa da E raccontare. quando a gente vive uma coisa boa, Quando viviamo qualcosa di buono, a gente quer viver de novo. noi vogliamo vivere di nuovo. E a mesa é assim. E la tavola è così. E para fechar, Per chiudere, eu sempre faço devocional com as crianças io faccio sempre devozionale con i miei figli, na mesa. nella tavola. E é tão engraçado que às vezes eu fico com preguiça. E a volte io ho la pigrizia di fare questo. E daí eu falo, não, vamos fazer aqui no sofá. E lei dice, no, facciamo qua nel divano. Aí as crianças falam, não, na mesa é muito melhor. E i miei figli dicono, no, nella tavola è molto meglio. Porque eles já estão acostumados com isso. Perché sono abituati a questo. E aí eu vou até a mesa. E allora io vado fino alla tavola. E o Senhor sempre nos serve um banquete ali. E il Signore ci prepara e mandisce una tavola per noi. E eu sempre estou fazendo parte E io faccio sempre parte da preparação della preparazione que o Senhor está fazendo che il Signore sta facendo para essa nova geração. per questa nuova generazione. A gente precisa servir uma mesa para eles, Noi abbiamo bisogno di servire una tavola per loro, para que eles estejam preparados perché loro possano essere preparati para servir. per servire. Amém? Amen. Amém. Quero te convidar a ficar em pé Voglio invitarti ad alzare in piedi para nós agradecermos a Deus por esta palavra, per ringraziare a Dio per questa parola. agradecer ao Senhor porque Ele nos serviu primeiro. Ringraziare il Signore perché Lui ci ha servito per primo. A gente tem que ter sempre isso em mente. Noi dobbiamo avere sempre questo in mente. Eu fui servida primeiro. Io sono stata servita prima. O Senhor já me serviu com a sua cruz. Il Signore ha già fatto questo per me nella croce. Ele já morreu por mim. Lui è già morto per me. E eu já tenho a garantia da salvação. Io ho già la garanzia della salvezza. Se eu creio nele, Se eu credo in Lui, eu creio no que ele fez. credo in quello che Lui ha Eu fatto. creio na sua morte e na sua ressurreição. Io credo nella sua morte e nella resurrezione. Eu tenho a salvação. Io ho la salvezza. Eu já fui servida. Sono stata servita. E agora que eu fui servida, E allora che sono stata eu estou servita, preparada allora sono preparata para servir os outros. per servire gli altri. Seja na sua casa, Sia nella tua casa, seja no seu trabalho, sia nel tuo lavoro, seja aqui na igreja. sia qua in chiesa. A igreja é uma mesa La chiesa è una tavola que primeiro te serve, che prima ti serve para que depois você possa servir. perché dopo tu possa servire. Amém? Amen. Amém. Feche seus olhos. Chiudi i tuoi occhi. Senhor Jesus, meu Pai, muito obrigada, Deus, porque nós podemos estar aqui reunidas diante de Ti. E especialmente neste momento, Pai, eu oro a Ti para te agradecer, Deus. Te agradecer pelo Teu grande amor, Pai. Te agradecer pela Tua misericórdia. Te agradecer pela vida de cada mulher que está aqui neste momento, Pai. Nós não sabemos o que está no coração de cada uma, mas o Senhor sabe exatamente o que cada uma precisa hoje. O Senhor sabe exatamente qual é a parte desta palavra que vai ser pontual para os corações de cada uma, Pai. E eu te agradeço por isso. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor nos serviu primeiro. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos serviu através da sua morte na cruz, Pai. Mas o Senhor venceu a morte. O Senhor está vivo. E o Senhor continua nos servindo todos os dias, com tanto amor, com tanta misericórdia. O Senhor continua nos servindo com a sua provisão, com as suas bênçãos, com as pessoas que o Senhor coloca na nossa vida, Pai. Então nos prepara, Jesus. Hoje o que o Senhor está nos servindo, nos prepara, Senhor, para que nós possamos servir a outros. Para que o nosso coração seja humilde, Deus, e nós possamos considerar os outros mais importantes do que nós mesmos, Pai. Que nós possamos seguir o seu exemplo, Pai. Assim como o Senhor mesmo diz na sua palavra, façam como eu fiz. Senhor, o Senhor é o nosso maior exemplo, Pai. Que a gente mantenha os nossos olhos em Ti. Que a gente não se perca daquilo que é importante para o Senhor. Deus, a prática da mesa, ela é só um detalhe. Mas aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, Deus, Ele pode gerar vidas para a eternidade. O Senhor pode levar pessoas à salvação. O Senhor pode curar os nossos corações. O Senhor pode aproximar os nossos familiares e amigos de nós. Então eu te agradeço por isso, Deus. Que essa palavra possa ser efetiva em nós. E ela possa, Deus, trazer bons frutos. Que nós possamos colher bons frutos, Deus, desta palavra que foi plantada hoje na nossa vida, Pai. Permaneça aqui conosco, Deus. Permaneça aqui conosco, porque nós também desejamos te servir aqui também, Pai. Cuida de nós, faça em nós o teu querer. E continua conosco. É no teu santo nome que eu oro. Amém. Amém.
Grazie Daisy per questa parola. Dio continua a usarti. Alleluia. Amen. Eu volevo che tu pensassi alla tua famiglia in questo momento. Oggi forse noi non capiamo quanto è grande la responsabilità di una donna dentro la casa. Perché abbiamo tante cose da fare fuori, abbiamo tante cose, il mondo ci riempie di cose, ma è questo che il mondo vuole fare. In questo momento volevo che tu pensassi alla tua famiglia. Forse la tua famiglia sta passando per un momento difficile, forse la tua famiglia sta passando per una situazione difficile, forse tu non hai questo dono che la Daisy ha detto di sedersi a tavola. Ma mentre noi cantiamo questa canzone, ti invito a pregare per la tua famiglia. E non soltanto per la tua famiglia, perché Dio mette dentro di noi un cuore gioioso nel servire la nostra famiglia. Perché quello che il mondo vuole vendere oggi è che quanto più noi cresciamo fuori, più forti noi siamo. E non è vero. Quanto più noi facciamo figli forti, più il nemico vuole fermarci, più il nemico vuole allontanarci dalla nostra casa. Mentre noi cantiamo questa canzone, io voglio invitarti a pregare in questo momento per la tua famiglia. Metti la tua figlia, il tuo figlio, il tuo marito, metti il tuo cuore, metti la tua casa nella presenza del Signore. Spirito Santo. Ciò che voglio è solo adorare, io mi arrendo a te. È la tua volontà per noi, Padre. Riconosco che sei il mio Signore, qui davanti a te. Ciò che
pregare questa sera, Padre. Per la nostra famiglia, Signore, per la nostra casa, Signore, io metto la mia vita, la vita del mio marito, la vita dei miei figli davanti a Te, così come ogni donna sta mettendo davanti a Te. Spirito Santo, facci capire questa responsabilità, fammi capire questa responsabilità di questo tempo, Signore, fammi capire che io sono la resistenza in questo tempo. Spirito Santo, io metto la mia famiglia davanti a Te, così come loro stanno mettendo, Signore. Forse, Signore, noi non siamo una famiglia perfetta, Signore, ma oggi noi vogliamo prendere questo compromesso con Te, Signore, di fare un passo in più, Signore, in direzione alla nostra casa, in direzione alla nostra famiglia, di prendersi cura, Signore, da coloro che il Signore ha messo dentro di noi, dentro la nostra casa. Padre, che noi possiamo guardare, Signore, capire cosa sta succedendo, Signore. Spirito Santo, che nessuno dei nostri figli possano perdersi, Signore, che nessuno dei nostri figli possano allontanare, Signore, ma noi che noi possiamo sentire, Signore, la responsabilità che c'è dentro di noi, di fare un passo in direzione a loro, di fare un passo a ciò che il Signore ci ha chiamato, pastore della nostra casa, prendersi cura della nostra casa, andare all'incontro, Signore, di ciò che il Signore ha messo davanti a noi. Spirito Santo, porta i figli lontani, Signore, all'entrare le nostre braccia di nuovo, Signore. Porta i mariti lontani tra le nostre braccia di nuovo. Porta la famiglia tra le nostre braccia di nuovo. Porta la famiglia a servire insieme in chiesa, Signore. Porta la famiglia a servire insieme a casa. Porta la famiglia, Signore, a dare l'importanza, Signore, di stare insieme e guardarsi negli occhi e di raccontare, Signore, anche la cosa più banale della giornata, ma che questo sia importante, Signore, che questo noi possiamo capire che c'è importanza, Signore, che il nemico non venga a rubare, Signore, il proposito di Dio per noi, che il nemico non venga a rubare il proposito che Tu hai messo dentro di noi. E per questo noi vogliamo dare l'importanza alla tavola, perché nella tavola c'è Gesù, perché quando noi ci sediamo a tavola, il nemico cade per terra, noi vinciamo una battaglia dentro la nostra casa, perché quando noi mangiamo insieme, noi partiamo i pani insieme, e il nemico perde dentro la nostra casa. E noi vogliamo vedere, Signore, noi vogliamo dichiarare che noi vogliamo vedere il nemico perdere tante volte nella nostra casa. Noi vogliamo dichiarare che il nemico perderà ogni giorno della nostra casa, nella nostra famiglia. Se c'è discordia, Signore, questa discordia sarà distrutta quando noi ci sediamo a tavola insieme. Se c'è tristezza, Signore, se c'è mancanza di perdono, questa mancanza di perdono sarà distrutta quando noi ci siederemo a tavola. Noi dichiariamo che nella tavola ci sarà perdono. Noi dichiariamo che nella tavola ci sarà ravvicinamento. Noi dichiariamo che nella tavola sarà restaurazione della nostra casa. Noi dichiariamo che nella tavola ci sarà guarigione per la nostra famiglia. Noi dichiariamo, Signore, che noi prendiamo un compromesso con Te, davanti a Te. Signore, quando noi ci siederemo a tavola, catene saranno spezzate, prigioni saranno aperte, mura cadranno per i poteri della unità che il Signore ha messo dentro di noi, che il nemico vuole distruggere. Ma oggi noi vogliamo decretare la caduta del nemico e la vittoria del popolo di Dio. La vittoria delle donne che si alzano per un tempo specifico, perché riconoscono che noi siamo la resistenza di questo tempo. Nel nome di Gesù, Signore, spesso ogni catena, sciogli ogni laccio, Mentre ti adoro, spezza, fasci ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre
ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. E fascia ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spesso ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascia ogni ferita, ti porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti spesso ogni catena, spesso ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro. Alleluia! Fascia ogni ferita, fascia ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh. Fai un applauso ao nosso Senhor e Jesus. Aleluia. Aleluia. Vai più forte. Adore il Signore. Ringrazia il Signore. Alleluia. Noi ti adoriamo, Signore. Noi ti ringraziamo. Até que o Senhor venha, eu vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. Aleluia. Bem, pode acendere il luce, per favore. Alleluia. Lì c'è una tavola che abbiamo preparato per voi, perché non pensate che siamo stati noi, ma pensate che Dio vuole passare un momento speciale con te. E questo momento speciale è anche tramite i fratelli, tramite testimonianza. Quindi conoscete più persone possibili oggi. State a tavola con persone che forse non conosci e forse tramite loro Dio ministrerà la tua vita. Amém? Però prima di tutto noi faremo una cosa molto bella. C'è un ragazzo là fuori che sta aspettando da tanto tempo. Si chiama Sotério. E che lui farà un video sopra di voi. Entrerà con una cosa che non so, i droni.
Dove sei, Soterio? Soterio? Suelen, dopo pulisci, sediti qua. Adesso faremo un bel video. Dove è Sotelio? Quindi oggi c'è questa bellissima tavola, serviamo una cena di ringraziamento a Dio per la vostra vita. Vogliamo che vi sentite amate, perché il Signore vi ama, vi ha amato e vi ama con un amore che non potete capire. Dopo facciamo un po' di comunione insieme, stiamo un po' insieme. Poi chi ha fatto compleanno nel mese di luglio? Chi ha fatto il compleanno? Solo 2 persone? Il mese di luglio e giugno. Giugno e luglio. Dopo abbiamo una torta di compleanno che vogliamo cantare. Tanti auguri a tutti. Festeggeremo insieme. Non andate via prima di mangiare la torta, ok? Amen? Siamo pronti? Così, siamo pronti o no? Ok, facciamo una preghiera allora. Grazie Signore per questo tempo. Grazie Signore per questo momento, grazie Signore per quello che il Signore ha fatto qua, grazie Signore per ogni donna, grazie Signore per ogni storia, per ogni famiglia qua rappresentata Signore, che oggi possano uscire di qua Signore, tante guerriere che saranno resistência là fora, che sono già Padre, io credo in questo Signore, ma ancora di più oggi Signore, che noi possiamo essere convinta di quello che il Signore ha per noi e ha fatto in noi, nel nome di Gesù, Amém.